Salute a tutti! Oggi parleremo di un epiteto dato ai sardi, che storici antichi e moderni considerano pregiudizievole, quello di Sardi Venales. Tito Livio narra che tale soprannome deriva dal fatto che quando Gracco fece in Sardegna un gran numero di prigionieri e li vendette a Roma, questi abbassarono il costo del mercato degli schiavi, tanto da essere assimilati a merci vili. Sarà stato davvero il siffatto evento a cognominare i Sardi Venales, dunque di poco valore, o ci sono altre ragioni storico-linguistiche, magari nobili, ignorate? Cicerone nelle sue epistole ad familiares dice «Abes sardos venales alium alio nequerem». Ecco il nostro popolo sardo, una specie venale, uno peggiore dell'altro. Tempo prima di Cicerone e di Livio, il termine venales era richiamato dai greci, ma in senso positivo. Infatti uno scolio al Timeo di Platone indica la Sardegna isola venale o dalle vene d'argento. Anche Teti, sia divinità delle sorgenti montane, sia centro della Sardegna, era considerata dai greci argoropezza, che significa dall'argentio piede, dunque anch'essa venale. Località quali l'Argentiera nella Nurra o l'Argentaria a Lula fanno da battistrada a toponimi, coronimi, idronimi, sparsi per tutta l'isola con la denominazione di Argentu o Argentu. Dall'altra parte del Mediterraneo la città di Argo, considerata da Erodoto come una delle più importanti polis della Grecia antica, secondo la maggior parte dei linguisti deve il suo toponimo proprio all'argento, in greco arguros e in latino argentum. L'aggettivo argos traduce tra gli altri l'addizione di abbagliante, bianchezza. L'utilizzo dell'argento dopo la sua fusione e separazione da altri metalli è noto fin dal IV millennio a.C. e il suo nome è espresso similmente in diverse lingue. La radice arg però ha una storia ben più antica del metallo argentifero ed è legata all'alimento più importante che l'uomo sia riuscito a coltivare nel corso della sua civiltà contadina, il grano. È dalla lucentezza o brillantezza delle scaglie di pula, paglia del grano, che nasce il sostantivo argento. Larga è in sardo la mondezza della pula che si accumula nell'argiola, arzola o aia. Pertanto largo viene dall'argento e argento dell'argiola. In altre parole, sia l'argiola sia l'argento sono nomi sardi che i greci hanno preso in prestito. Non vi è infatti alcuna attinenza tra il greco peptos, che indica il mese di luglio, proprio delle messe, e il sardo argiolas o tribulas. Il contadino sardo che per primo lanciò in aria le spighe del grano trebbiate dai buoi, che percorrevano in cerchio l'aia con sudrazzo o sudraccio, il grosso masso legato agli animali con una corda, vide nelle pulas del cereale le stelle del firmamento. Tenere un utraggio veo, si dice del poeta che non ha una buona sonorizzazione nel canto della poesia rimata, richiamando in tal modo l'ancestrale suono lineare della pietra nel momento in cui smembra le spighe. Mirando la pula che vibrava nell'aria dell'aia, la galassia fu denominata dai sardi Via de Savazza o Camino de Sapalla, sentiero della paglia. Perciò gli astronomi scelsero fra le stelle la nave Argo, annonaria dei cereali e costellazione più vasta dell'universo celeste, diretta da Canoppo, la pula cana che indicava il timone della nave. All'arcia contrazione di Argiola è riferito al cognome sardo Vargiu, pronunciato Argiu o Arzo, quando tale lemma è preceduto da una voce che termina per vocale. Il cognome Vargiu è primato, proporzionalmente al numero di abitanti a Agua Maggiore, ma è capillarmente diffuso in tutta la Sardegna. Nella mitologia Argo fu colui che per primo portò la cultura granaria in Grecia. Esiodo cita Argo, che avviò la cerealicoltura insieme al latino, che diede vita all'allevamento e ai derivati del latte, fra gli eroi che governavano sulle isole sacre. In sintesi, argentu è un composto formatosi dalla perifrasi arga entu, pula al vento, vale a dire argiola ventosa.
L'Argiletum era un luogo della Roma antica che secondo Varrone e altri scrittori antichi deriverebbe da Argo, letum, ovvero sia il letto di morte di Argo. Invece, per altri storici, Argiletum avrebbe la sua origine nell'argilla. Secondo il mio modesto punto di vista, Varrone si sbagliava, poiché l'Argiletum era la volgarizzazione dell'Argioledda, ossia la piccola aia, il luogo dove si separava la pula o arca dal grano dopo la mietitura. Argiola, Bentu e Argentu si rincorrono nelle porte del tempo e della natura, lasciando nella terra sarda l'impronta del loro passaggio. Il toponimo Gennargiola, porta dell'Argiola o dell'Aia, campeggia in tutta la Sardegna centro-meridionale, sostituito man mano che si fa verso il nord dal Gennargentu. Si legano al suffisso intu, luoghi quali Palargentu in Logudoro o l'Agliola di Entu in Gallura. Là dove le genti sardo-corsi hanno dato i natali a diversi territori o località, è chiamato agli Entu il centro collinare battuto dal vento dell'Aia. Il minerale argentifero trasformato in metallo prezioso, argentu, è chiamato in sardo prata o plata. Tale termine, attraverso il processo linguistico denominato metatesi, origina da un precedente pulata, ossia il luogo delle pulas o delle stelle. Con la trasposizione di eventi celesti in terrestri, la pulata stellare fu associata alla pula sollevata dal vento nell'Argiola o Aia. Anche il toponimo della più alta montagna dell'isola, il Gennargentu, rappresenta dunque la genna dell'Argia Entu o porta dell'Argia ventosa, con le sue rocce striate in venature argentate. La Sardegna venne denominata anche Isola Bianca, pare in riferimento ad Argos, aggettivo che traduce tra gli altri l'addizione di abbagliante bianchezza, alone argentifero prodotto dal sole dopo la pioggia. È quindi probabile che Tito Livio abbia preso il detto sardo-venales dalla letteratura greca, ma lo abbia interpretato a modo suo. Tale epiteto, se inteso in senso ciceroniano, potrebbe essere pregiudizievole per i sardi, ma le altre positive citazioni che i greci hanno lasciato sulla nostra isola fanno supporre il contrario. Saludos!